Bella a tutti ragazzi, ben arrivati in un nuovo video Mercato, ma napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a fare i pronostici di Serie A e anche Fanta Batman. Faccio un video unito per, diciamo, tra virgolette, risparmiarvi del tempo, che magari vi scocciate di vedere due video che tra virgolette parlano della stessa cosa, e magari preferite un video solo. Se preferite un video solo, scrivetemelo qui sotto nei commenti, oppure se ne volete più di uno, fatemelo sapere sempre qui sotto nei commenti. Allora, io direi di partire subito. Pisa-Atalanta 2-0-1 Atalanta, segna Lookman. Udinese-Inter X 0-0, speriamo che Inter over pareggi. Napoli-Sassuolo, che tra l'altro la vado a vedere allo stadio, si gioca domani alle 18. Adesso in ansia, voglio, mamma mia, non vedo dello stadio, mamma mia. Vabbè, 3-0 per il Napoli. Scott McTominay che fa doppietta e Vergara come secondo marcatore. Cagliari Juve 0-1. Juve 2, quindi un 2 e segno Pendà. Parma, scusate, stavo dicendo Roma. Parma Genoa 2. Bologna Fiorentina X. Secondo me la Fiorentina non andrà a vincere questa partita, soprattutto con un avversario come il Bologna, che ha fermato molte big. Vabbè, Torino Roma 2-1-0 Roma, segna Ferguson. Poi Milan Lecce 1-1. Cremonese Verona 1 per la Cremonese, segna Zerbin per l'1-0. Lazio Como 2 per il Como, quindi vince il Como per 2-0 e segna Nico Paz per la doppietta. Poi passiamo al Fanta Batman. Poi ovviamente non mi ricordo se ve l'ho detto all'inizio, farò anche il segna non segna. Allora, regole del Fanta Batman ormai le conoscete. Formazione, il modulo che dovete usare di calcio a 5 ovviamente è un 2-1-1 e avete un massimo di 95 Fanta milioni. Allora partiamo subito dalla porta. Allora a porta potete prendere uno tra Provedel a 5 Fanta milioni, Butez a 8 Fanta milioni o Gabriele a 4 Fanta milioni. Poi difensori centrali. Come difensori centrali potrete scegliere uno tra Juan Jesus a 10 Fanta milioni, Di Marco a 18, Di Lorenzo a 12 e Pavlovic a 10. Poi centrocampisti potrete scegliere uno tra dei difensori, due tra quelli che vi ho detto e poi il resto, vabbè erano fatto meno. Vabbè, centrocampisti Scott a 20 milioni, Zaleschi a 12 e Rabiot a 15. Come attaccanti potete scegliere uno tra Oliund a 19, Lautaro a 17 e Leao a 14. Invece la mia formazione è Butez, Jesus, Pavlovic, Scott e Leao. Poi segna non segna. Allora, il segna non segna ovviamente dai giocatori, ovviamente ci sarà anche chi prende gol e chi non prende gol, dai giocatori che vi ho citato. Allora, secondo me segna, ovviamente la formazione, il segna non segna me lo dovete scrivere qui sotto nei commenti. Allora, secondo me segnano Scotto e può segnare anche Lautaro. Poi chi non prende gol? Provedel e Magnan. Poi
chi non segna e chi prende gol. Allora, partiamo da chi non segna, che secondo me non segna Rabiot e Zielinski. Poi chi prende gol, secondo me chi può prendere gol, secondo me Montipò e poi chi prende gol anche è Falcone del Lecce. Grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale che è fondamentale e ragazzi sapete che il 70% di voi che guardi i video non è iscritto al canale, quindi iscrivetevi va giù e lasciate un bel like. Ciao, a giù.